Amici bellini, come vi siete svegliati? Da capolista? Vi siete svegliati tutti i capolisti, gli amici capolisti, le amiche capoliste? Sì, perché almeno nel godersi il percorso uno sta là e poi quando arriveranno i cataclismi che tutti stanno auspicando ci pensiamo. Nel frattempo riviviamo questa partita con screenshot, pagelle e qualche curiosità. Cominciamo, adesso cominciamo. Allora, amiche mie, amici miei, Secur Ducale Operativo, sono nomi molto, molto originali. Benvenuti sul canale, benvenute, bentornati. Lasciate dei like più 8, dovremmo arrivare a 800 like per quanto mi riguarda, perché siamo più 8, perché ieri in live è successo l'imponderabile. Il rigore c'era, il rigore è netto, è successo l'imponderabile tra Cremonese e Milan, insomma si sono fermati. C'è anche un paragone di un contatto con Diaz che non è stato chiamato. Mi farebbe piacere però far vedere, cioè, le stesse persone che fanno vedere quel contatto, anche la gamba tesa, rosso diretto per decatelare, anche mani che volano, che uno si alza il pallone con la mano e vuole continuare a giocare. Insomma, facciamo il rigore per il Napoli netto, nettissimo. E andiamo a vedere. Allora, io sono pronto con un Abraham tattico per parlare dei giocatori in campo, come erano messi, come erano schierati. È chiaro che il 4-3-3 ibrido con Ndombélé è un po' più puro, è da considerarsi un po' più puro, perché Zielinski è più seconda punta quando viene schierato qui, era un po' più così. Però Ndombélé, in realtà, quando vai a rivedere le azioni da gol, se io sposto così, che succede? Cerca di spostarsi però non si sposta. In realtà, ragazzi, io alzo un po' il voto a Ndombélé, perché alla fine sono mancati i tiri dalla distanza e Ndombélé ci ha provato una volta. È arrivato a fare un assist per Raspadori che quasi quasi sbloccava la partita. Ancora non ci convince appieno, è vero, però nei suoi tentativi alle volte è efficace. Idem per Raspadori, che magari qualcuno ha parlato di partita non all'altezza, e siamo anche d'accordo. Però intanto questo è il momento in cui in Ndombélé c'è stato questo scambio, perché Osi ha fatto dei buoni movimenti anche a venire incontro per cercare di destabilizzare un po' la difesa. Arcigna, il catenaccio, tutti dietro la linea della palla dell'Empoli. Quindi Osi viene fuori, scambia con Ndombélé, che di prima riesce a metterla tra questi due giocatori e riesce a raggiungere Raspadori, che fa un primo controllo e poi la tira leggermente fuori. E questa era un'occasione bella, senza dubbio. E guardate chi c'è al centro. Io credo che si tratti proprio di Di Lorenzo. È una roba incredibile, sto ragazzo veramente non si può spiegare quello che fa fisicamente. Poi magari arriva il momento del cross e non è un cross pulitissimo, non stiamo parlando di cross alla Kostic, e siamo pure d'accordo, però quanta corsa e quanta disponibilità. Altro screenshot che vi volevo far vedere è per dare anche un po' di valore alla partita di Raspadori, che qui, servito da Mario Rui sulla corsa, riesce a vincere un contrasto proprio all'Akvara di fisicità e mette questa palla indietro, dove arriva Anghissà, qua si riempie bene l'aria. Qua sono contento perché c'è Simeone controllato da due giocatori, c'è Ndombélé lì che poteva anche lui essere servito, la palla arriva ad Anghissà, che però purtroppo la impatterà male e la palla finirà alta. Anche questa una buona occasione del Napoli. Questo per chi ha detto il Napoli gioca male, ha giocato male, malissimo, che schifo di partite, l'Empoli che ha giocato meglio. Oh, calmiamoci un attimo. E qui se questo è il secondo gol, quello di Zielinski, volevo mettere in chiaro una cosa, perché ieri durante la live io vi avevo detto che il lancio era di Di Lorenzo e me ne ero accorto anche in reaction. Un amico bellino mi diceva: no, guarda bene, il lancio è di Lobotka. No, calma, purtroppo l'abbiamo rivista e il lancio era perfetto, questo lancio di Di Lorenzo. Quindi diamo a Di Lorenzo quello che è di Di Lorenzo, anche quando si tratta di un'azione di qualità, perché questo lancio è preciso sulla corsa di Lozano, che nell'1 contro 1 poi con una finta di corpo senza muovere il pallone sbilancia l'avversario, guarda al centro e mette un cross perfetto. Poi ho sentito parlare anche il velo di Osimhen. No, Osimhen ha provato a impattare di testa ma non ci è arrivato, ma arriva poi in corsa Zielinski, che comunque secondo me si deve prendere 7,5. Allora andiamo velocemente ai voti, perché il rigore c'era.
il rigore era netto, era nettissimo. E tra le azioni che dobbiamo vedere, tra l'altro ci troviamo dicendo Napoli-Empoli, io ve lo faccio vedere qua, 0-21 l'Empoli, cioè non hanno combinato assolutamente niente. Ho rivisto, ci sono un paio, c'era una cosa che c'era sfuggita, oltre alla parata di Meret molto importante proprio sul finale della partita, dove perde palla Anghissà, lo dobbiamo sottolineare, però l'Empoli fa poco e niente. C'è un tiro, credo fosse Bandinelli, che finisce alto, ma Meret era sulla traiettoria, dopodiché ciao, un altro, mi pare forse un calcio di punizione su quell'azione di Ostigard dove Ostigard viene ammonito, lì si spende un buon giallo Ostigard. Quella è una cosa dove tu devi dire bravo a Ostigard che fa il fallo nel momento giusto per non far andare in porta l'Empoli che stava andando a livello di burro, tipo il burro di mele, il burro di arachidi. Insomma, il Napoli comincia con il tiro di Mario Rui di destro fuori, quella ribattuta, perché c'è il calcio di punizione di Raspadori che viene ribattuto sulla, che si guadagna proprio Raspadori, viene ribattuto sulla barriera. Mario Rui ci prova, di poco fuori. Poi c'è un tiro di Raspa centrale e un tiro di Raspa fuori, quello sull'assist di Dombele, e lo abbiamo visto. Il primo tempo è poco altro. Il Napoli, poi ci sono anche le parole di Spalletti che non ci dobbiamo dimenticare, al di là del rigore netto, dice Spalletti, perché dobbiamo cominciare a dirlo, perché sennò già lo so che si sta preparando proprio l'ambientino che dice che il Napoli non esiste proprio. Qualcuno lo dica a livello nazionale, perché se ce lo diciamo tra di noi non cambia nulla. Non fatemi sentire stupidaggini, perché il rigore è netto. La gente non deve essere sparata o spezzata le gambe per avere il rigore. Volete parlare di rigorino perché Osimhen non si fa male, benissimo, ma quando tu ti metti davanti e stai controllando il pallone e vieni inciampato, perché vieni praticamente, c'è quel groviglio di gambe, ti tocca sul polpaccio, ti tocca sulla caviglia e tu stai correndo e vieni che inciampi, oh, è rigore. Perché deve essere rigorino? È rigore netto, sacrosanto, punto. Tante altre volte non ce li hanno dati, tante altre volte altre squadre lo hanno avuto e si è parlato, è stato bravo l'attaccante, è stato ingenuo il difendente. Dovete dire che è stato ingenuo il difendente, non dovete dire che è rigorino e che non esiste proprio. Mannaggia, puzzava. La partita puzzava e Spalletti dice puzzava è un termine bellino, lo posso utilizzare, dice a Gianluca Monti. Gianluca Monti dice se lo puoi utilizzare, ma Spalletti tu devi chiedere a me se puoi utilizzare bellino, ma io te lo faccio fare, non c'è dubbio. Sofferta ma meritata, il rigore è netto. Ogni tocco in più, ci dice Spalletti, dov'è che abbiamo avuto le difficoltà, ed è anche giusto, ogni tocco in più che fai, se devi far girare il pallone, era giusto quello che faceva il Napoli, cioè con pazienza farlo girare da una parte all'altra, così li fai stancare e gli fai fare dei metri. Però ogni tocco in più che fai, invece di scambiarla di prima e velocemente, permetti 5 metri in più all'avversario, che quindi ti recupera e riesce a chiudere tutti gli spazi. Se fai un tocco in più sono 10 metri invece che 5. Ecco dove si è avuto poi la difficoltà. 22 giocatori di qualità è meglio che 11, la somma per arrivare alla qualità generale, quindi ancora dobbiamo smettere di parlare di macchinari eccetera eccetera, perché altrimenti qua non parla con noi, non parla con gli addetti ai lavori, parla con i giocatori. Se a qualcuno questo non piace, ascolta il cugino, ascolta il procuratore, sempre, qua dobbiamo leggere sempre tra le linee i procuratori che si mettono nelle orecchie e vogliono che i propri assistiti siano sempre titolari. Fateci lavorare, è un anno particolare, fateci lavorare, che questo è un anno dove azzanniamo. La fase offensiva è quella che ti permette di non prendere gol, perché ti spiega che quando tu poi hai la palla, quando tu la recuperi alta e quindi stai facendo una buona fase offensiva anche di pressing, è lì che non permetti poi alla squadra avversaria di riproporre, e quindi è grazie anche alla fase offensiva che tu hai una grande fase difensiva. C'era anche l'idea di mettere Simeone la doppia punta, perché se poi non riesci a sbloccare devi mettere più bocche da fuoco. Però questa è una cosa che Spalletti ce lo dice candidamente, dato che Simeone è arrivato molto tardi, tutti questi meccanismi con la doppia punta non li abbiamo ancora provati, vanno studiati, e questa potrebbe essere una delle novità che possiamo vedere nell'anno prossimo. Le partite bloccate potranno capitare,
però quando parlo di anno prossimo parlo di 2023 e qui abbiamo un po' di tempo per provarle queste cose, quasi quasi, e il Ciolito mi perdoni, speriamo che non lo convocano, perché così non è stato convocato, che così si può lavorare su tutte queste cose qui. E poi siamo migliorati in fisicità, ma nelle intenzioni, non solo per i giocatori che sono arrivati, ma anche nelle intenzioni. Ci sono stati dei colpi di testa di Mario Rui, e quindi vuol dire che è scattato qualcosa nella testa dei giocatori un po' più piccolini e un po' più tecnici, ma io mi butto a fare la lotta anche di testa, così quello che succede, ed è ottimo perché mette in difficoltà l'avversario che magari non se lo aspetta. Insomma ragazzi, questo è quanto il Napoli ha meritato, non mi interessa proprio. Volete parlare di ci hanno messo in difficoltà, bene, ci hanno fatto giocare un pochino meno belli, siamo stati meno bellini, sicuramente siamo stati un po' più macchinosi, ma anche, non solo per l'avversario, ma anche perché siamo stanchi. Vedo stanchezza mentale, vedo che la palla non può girare così, ed è normalissimo perché siamo esseri umani. Però a Meret io do 7, perché quando ti arriva un solo tiro e lo pari è un'ottima cosa. Do 6,5 a Di Lorenzo, 6,5 a Ostigard, che prende quel cartellino giallo che è buono e le prende di testa tutte. In fase di impostazione, ecco che Spalletti ci dice un tocco in meno sarebbe meglio. 7 a Kim perché chiude tutto quello che deve chiudere, e in fase di impostazione mi sembra un po' più bravo perché la mette sulla corsa, non la mette sul piede, perché se la metti sul piede devi fare un controllo in più, invece sulla corsa è tutta un'altra cosa. Quindi 7 a Kim, 6 a Mario Rui, qualche sbavatura un po' tutti, sia i terzini che gli esterni di fascia. Sbavature ne abbiamo viste, però ho visto la disponibilità nel fare la pazienza, e anche qualche pezza messa dopo qualche errore, quindi 6,5 anche lì. Alzo a 6,5 Anghissà e 6,5 Lobo, 6 a Ndombele, ma anche lì probabilmente 6 più per quello che vi ho fatto vedere come screenshot. Anghissà ancora mi è sembrato compassato, ma meglio dell'ultima partita, quindi in crescita, quindi quel discorso si sta mantenendo per il mondiale. Potrebbe non essere vero, potrebbe essere semplicemente una cosa fisica, sta in recupero. Lobo comunque sempre straordinario, ha sbagliato un passaggio su 69 passaggi, mamma mia che cosa vergognosa. E Ndombele ci piace, non ci piace, non è Zielinski, però certe cose importanti le fa, e quindi dobbiamo sottolinearlo. Do 6,5 a Politano perché ha sfiancato nell'idea, no, dell'alternanza di quelli che poi devono entrare. Politano comunque ha fatto tanti elastici, tanti avanti e indietro, tanta fase difensiva e tanto tentativo di scambi con Di Lorenzo. Non è stato decisivo con passaggi oppure con tiri in porta, però ha sfiancato l'avversario Parisi, che era molto attento. Alla fine si becca anche lui procura dei cartellini gialli, come lo fa anche Osi, senza dubbio, a quale do 7 perché la sblocca lui con quella caparbietà e con quel crederci e andare sul pallone che sembrava un pallone morto. Do 6 più a Raspadori perché sì, non è stato efficace come Elmas, non è stato brillante come di solito lo è Kvara, però ha fatto anche lui tutto quel lavoro. 7,5 a Lozano, 7,5 a Zielinski perché entrano e spaccano e cambiano la partita. 6,5 ad Elmas che pure mi è piaciuto. Deme e Simeone senza voto. Diamo 6,5 all'arbitro che mi è sembrato sul pezzo, quindi noi non diamo voti per il nome perché Pairetto a volte ha fatto delle cose scandalosissime. No, noi giudichiamo semplicemente la prestazione di volta in volta. 6,5, mi è sembrato che abbia cacciato i cartellini dove dovevano essere cacciati, il rigore lo ha visto subito, non c'è alcun dubbio e il rigore è netto. Poi se vogliamo vedere tutte le cose, vediamo tutte le cose, no, però non fate i dossier per le squadre del nord così, perché poi nessuno li fa, i dossier per le squadre li fa Gerardo Marino per il Napoli e poi siamo solo che ne parliamo tra di noi e non va bene, dobbiamo pensare all'Udinese. Dobbiamo pensare ad Udinese. Io voglio chiudere in bellezza. Io mi sto godendo il percorso, pompieriamo tutto il pompieraggio, ma io mi godo il percorso. Vogliamo fare un ultimo sforzo a Napoli? Che ne dici? È una cosa così tra di noi, senza che nessuno ci guarda, così facciamo un ultimo sforzo e chiudiamo, perché poi un mese, pensa se stecchi proprio l'ultimo per un mese e mezzo, si parla solo della steccata dell'ultima, allora calma. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Prendi più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.